La luce è vita. Mi chiamo Svetlana e sono ucraina. Quando per la prima volta ho visto questo triplice fanale, mi sono subito ricordata della mia città, Kherson. Kherson, fondata dall'imperatrice Caterina II, si trova al fiume Dnieper, che sfocia nel Mar Nero. La strada principale della mia città porta ad un piccolo parco, dove si possono fare delle piacevoli passeggiate lungo le paludi del fiume Dnieper. La città ha una forte vocazione marinara, è sede di una importante università. Proprio al centro della zona pedonale si trova il monumento, simbolo di Kherson, dedicato ai primi costruttori di navi della mia città. Guardando questo fanale, ho pensato alla mia città di origine, al fanale del nave posto in cima al monumento, ma soprattutto alla luce romantica dei lampioni della strada principale, simili alle luci delle barche nella notte, in mezzo al fiume. Il fanale e lampioni mi ricordando Kherson, la città che mi ha dato la vita, mi ha protetta e mi è cresciuta con la sua luce. Per me la luce è vita. Ogni essere vivente si alimenta di luce, senza quale non potrebbe vivere. La luce è guida, protezione, speranza, riscalda e alimenta corpo e anima nel cammino della vita. Ora, a Venezia, città di mare, ho trovato una nuova luce che mi fa sentire un po' a casa, ricordando la mia Kherson, con i suoi canali e le sue paludi, che portano colori e profumi di mare, proprio come la splendida Venezia.